collaboriamo insieme anche col comune, facciamo le attività promozionali sul territorio, come l'organizzazione delle nostre feste gastronomiche e culturali, e ci diamo supporto l'uno con l'altro per queste attività. Abbiamo iniziato negli anni 90-92 con le attività culturali. Abbiamo iniziato con la prima edizione della Magia del Legno, che è una manifestazione che riguarda il settore del legno, perché Sutrio vive probabilmente sul legno. Era conosciuta negli anni 60 come la Cantù della Carnia. E abbiamo ricreato questa stazione dove rappresentiamo per le vie del paese tutte le attività che riguardanti il legno, la scultura, l'intaglio, l'intarsio, l'oggettistica. Siccome qua a Sutrio abbiamo un presepio di un nostro paesano che ha dedicato la sua vita per la realizzazione del presepio, che è un presepio in movimento, e da quello abbiamo preso spunto e abbiamo creato delle attività per tutto il paese e rappresentiamo dei presepi nei borghi più caratteristici del paese, nelle stalle, nelle stanze, nelle sottoscale, dei presepi un po' della regione e di quasi della parte d'Italia. Abbiamo iniziato negli ultimi 5 anni delle attività anche a livello gastronomico e abbiamo creato dei percorsi gastronomici per la via del paese. La prima festa che si inizia il primo di giugno, la prima domenica di giugno, è la festa dei Charchons. I Charchons sarebbero una specie di agnolotto particolare fatto dalle nostre famiglie, e noi abbiamo avuto l'idea di coinvolgere tutti i paesi qua limitrofi. Infatti abbiamo 10 assaggi dei paesi limitrofi, ogni paese perché il Charchon è un piatto che non ha una ricetta ben delineata, ogni paese ha il suo prodotto. La seconda domenica di ottobre abbiamo la festa Farines in Flor, che sarebbero le farine, tutti i prodotti delle farine che abbiamo sempre fatto sul percorso, sempre all'aperto sul percorso del paese. Chiudiamo il paese, di conseguenza abbiamo le bancarelle predisposte, c'è un itinerario dove uno prende il coupon all'inizio della reception del Vogo su Andri e fai degli assaggini di questi prodotti locali. Poi abbiamo la festa dei Pums e Profums, e anche lì c'è un percorso gastronomico abbinato alle birre o al vino a seconda dei prodotti che abbiamo in quel momento. Sì, questa è l'attività che fa la Proloco. Poi chiaramente anche d'estate facciamo le animazioni estive per i bambini e poi partecipiamo anche ormai da 25 anni alla famosa manifestazione Floridoc che si svolge nella nostra provincia qua a Udine, la terza domenica di settembre, dove andiamo con la nostra gente a proporre i nostri prodotti, o il polenta frico o il Charchons a seconda. Alla gestione delle camere di questi appartamenti, poi è intenerata con le attività del paese, con i ristoranti, con gli esercizi commerciali di Sutrio, dove dà delle agevolazioni, dove il cliente che viene a Sutrio ha la possibilità di recarsi sia nei ristoranti sia nelle attività commerciali, nella nostra latteria, nei nostri panifici, dove può acquistare dei prodotti a un prezzo avvantaggiato. E noi collaboriamo a livello dell'albergo diffuso con delle gite in Marca durante il periodo estivo, o delle attività ricreative per giochi, per bambini, per delle mostre o delle rassegne culturali, che diamo la possibilità al cliente, all'ospite che viene a Sutrio, di avere anche un momento di cultura, e può fare il giro del paese, e mentre le feste verranno abolite per quest'anno. Però chiaramente punteremo al periodo estivo, siccome la gente può andare in montagna, può andare per i sentieri, può andare per i boschi, non trovando la calca, la ressa delle persone, e cercheremo di ottimizzare questo settore, dando l'opportunità all'ospite di poter avere dei percorsi dove non ci sarà la ressa, non ci sarà, e di conseguenza cercheremo di puntare su questo percorso. Ecco.